E con noi in studio Raffaele Padrone, dirigente sindacale FSP Polizia di Stato, grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a voi, grazie. Insomma, partiamo da quello che abbiamo appena sentito, no? Questo cambio di assetto nell'amministrazione pordenonese, cosa ne pensa e com'è il rapporto che ha col comune di Pordenone? Beh, innanzitutto nel salutare l'onorevole amico Lo Perfido, vivissime congratulazioni al nuovo incarico a Elena Ceolin, una persona insomma, che si conosce, che i cittadini pordenonesi conoscono, che io personalmente conosco, e credo che, come dalle parole che abbiamo colto da Lo Perfido, insomma, c'è una macchina già oliata e soprattutto una grande collaborazione con la Polizia di Stato, ma con tutte le altre forze di polizia in città, con la Polizia Municipale, e quindi il rapporto che si viene a instaurare non è altro che un rapporto in persona, ma come istituzione credo che non bisogni fare diciamo, nessuna critica. Certo. È una situazione chiaramente innovativa, l'ha detto anche, ripeto, Lo Perfido nel finale del suo discorso, c'è stata questa riorganizzazione e credo che sia una cosa positiva anche l'arrivo dei nuovi agenti che credo Pordenone avrà, parlo sempre della Polizia Municipale, e auspicando che anche Pordenone e la sua Polizia di Stato abbia nuovi arrivi coi prossimi corsi. Parliamo di agosto o settembre, se possiamo sperare in più di quelli che sono arrivati adesso, perché è sempre lì, il numero non è cambiato, purtroppo. Il Ministero anzi è stato molto furbo, cosa ha fatto? Siccome non riesce a mandarci nessuno, perché questa è la realtà, pochi sono le persone che si interessano a questo numero, io lo vado dicendo da tanti anni, e vi dico cosa ha combinato il Dipartimento. Il Dipartimento non ha fatto altro che abbassare il numero delle presenze in Pordenone, ovvero ha detto: voi a Pordenone dovete essere questo numero. Fatalità, guardi, siamo 3-4 persone in più, ma il numero si è abbassato così notevolmente. Non faccio numeri chiaramente per riservatezza, ma invece di aumentare la problematica, di far emergere i problemi che ci sono in una provincia come quella di Pordenone, dove dico sempre ci sono stati tutti i reati in questi anni, no? Abbiamo avuto l'omicidio, abbiamo avuto le rapine, adesso le rapine in banca magari vengono meno, ma ci sono le truffe online, dove si va a chiudere magari uffici che trattano questo tipo di tipologia di reati. Allora, invece di aumentare il personale, abbassa l'asticella di un totale, e quindi, facendo dei calcoli, a Pordenone sembrerà assurdo, ma siamo 3-4 unità in più. Questo è anche questo nuovo governo che chiaramente sembrerebbe più interessato alla sicurezza, lo auspichiamo, perché così non ci va bene, così non ci può andare bene, perché diminuisce il numero di personale ma aumentano i servizi. Poi vedete cosa succede fuori da uno stadio, vedete cosa succede in una manifestazione, ma se queste poi sono rapportate alle leggi italiane, allo stadio puoi fare quello che vuoi, puoi spaccare quello che vuoi, e poi magari fuori ti processano e ti danno un daspo, e tutto lì. Invece, ecco, nell'ottica di questa, diciamo, mancanza di personale, quanto è importante la collaborazione interforze? Tantissimo, tantissimo. La collaborazione è importantissima, perché dove non arriva l'occhio della Polizia di Stato può esserci quello dei Carabinieri, dove ci sono quelli Carabinieri c'è la Guardia di Finanza, ma queste tre istituzioni hanno una carenza di organico altissima, anche in provincia, anche in città, e quindi stazioni dei Carabinieri che chiudono prima delle 20, stazioni dei Carabinieri che chiudono proprio perché tenere aperta una stazione con 3-4 elementi non conviene a nessuno, e quindi un sacco di spese per nulla, e quindi ecco che, ripeto, la carenza e quindi la collaborazione con altre forze di polizia, come la Polizia Municipale, diventa importantissima, e fino adesso c'è stata e credo che ci sarà ancora. Insomma, quella che riesce a tenere ancora Pordenone sotto
una determinata asticella della criminalità e anche il fatto di questa buona collaborazione con tutte le forze di polizia. Avremo sicuramente modo di tornare sui temi, intanto grazie a Raffaele Grazie Padrone a voi. per essere stato con noi. Grazie. Andiamo avanti con il telegiornale. Il sindaco di Valvasone Ardene, Marcus Maurmair, lascia la guida del comune per candidarsi alle regionali. Oggi ha presentato le dimissioni. A guidare il comune fino alle elezioni di questo aprile sarà l'attuale vice sindaco Massimiliano Bellone. Sentiamo.